Ah, un'altra bella giornata di sole. E quando c'è il sole, io sono sempre di buon umore. Caro dottor Concilia, sono un'anziana donna di 92 anni e vivo sola. Ho bisogno della tua capacità di convincimento per far smettere i signori Macaluso, quelli del piano di sopra, di buttare le molliche di pane sul mio balcone sporcandolo. Ti prego, Claudio, solo tu mi puoi aiutare. Perché non c'è rispetto per le persone anziane? Andiamo a risolvere questo problema di questa nonnina. E quando si parla di nonnine, il mio cuore non può restare indifferente. E manco come fegato, che già stia cominciando a fare a bere. Chi è? Signora, sono Claudio Concilia. Risolvo problemi. Sono venuto qua per l'inquilino sopra di lei, che gli sporca il balcone con le molliche. Ah, salve, però sento io, non me la sento di litigare. No, signora, lei deve stare tranquilla, non deve fare niente, mi deve soltanto aprire il portone. Ci parlo io con il signor Macaluso. Va bene, allora io le apro il portone e grazie sempre, dottore. Ma dottorichi? Signor Macaluso, apra la porta. Ma lei chi è? Lei chi è? Vieni da per sta porta, la devi parlare. Ma se ne va! Se ne parla. E mi convinci io. Sempre con le buone maniere, ragazzi, se no non si ottiene niente. Signor Macaluso, venga qua, ma dove è scappato? Macaluso, niente, quanto pazzania. Dimmi una cosa, ma ti sembra giusto le cose che fa? Ma vedi che io i chip li faccio per campare! Senta mia, Macaluso, zitto te. Stai cantando senza pezionare. Va bene. Va bene. Allora, già che rubi per mangiare, è la cosa mi dà troppo fastidio. Ma quando finisce di mangiare, ti pare giusto che scotula la tovaglia che ne mutti che la signora io? L'educazione è alla base della convivenza. Ma un balcone che ne palumba, vuoi vedere che colpa è a me? Dimmi una cosa, secondo te perché ci sono i palombi e non balcone della signora? Ma che ne saccio io? Mica ragiono come i palombi. Tu ragioni peggio di palombi. Le colombe lo sai perché vanno nel balcone della signora? Per mangiarsi tutte le molliche che tu fai cadere. Ma che mi interessa a me i palumbi? Per me si potessero estinguere. Allora tu sei proprio duro. Ora mi sta facendo un pazzito, ora ti piglia sta macino e ci rugni a mangiare io i palombi. Perché ricordati che chi mangia un giorno sarà mangiato. Ah, capisci che si antipona? Ma quando mai? Ma quando mai? Ma perché mi a fare diventare un pazzo? Signor Macaluso, lei l'unica cosa che deve fare, non deve più sporcare il balcone della signora di sotto. O se no vieni e ti faccio cadere di mano. L'antifona è stata chiarissima. Bravo signor Macaluso, bravo. Ricordate amici, rispettate sempre le persone anziane, perché loro rappresentano la saggezza. E voi, per diventare saggi, ne avete a mangiare panerone. Ah, voglio che moddichi.